Quartu Sant'Elena, l'associazione culturale folclorica Suidanu. Eccoli qui. E queste note di presentazione vi consentono anche di fermare con la vostra attenzione sui dettagli dell'abito tradizionale che indossano. Honoré del Balzac, in tanti, il Valéry, molti visitatori, la Marmora, si sono soffermati nell'ammirazione riservata proprio a Quartu, al vestiario tradizionale. E Enrico Costa, che fu l'inventore della cavalcata sarda del 1899, ha pubblicato un libro molto bello, Costumi sardi, e si sofferma moltissimo su Quartu Sant'Elena e sulla bellezza davvero del suo abito. E poi c'è ovviamente all'interno di questa associazione un lavoro molto attento di ricerca, adesso anche un appuntamento che voi avete denominato come? La 13ª edizione della mostra Hispanos Disguisados, con l'inaugurazione sabato prossimo 28 alle ore 18. E l'esposizione, quest'anno la mostra è dedicata alla donna, al ruolo della donna nella società sarda dell'800 e primo Novecento. Mi sembra un lavoro attento anche di ricognizione di quelli che sono gli aspetti della tradizione, ma qua è tempo di ballo. Lamberto Lai è pronto per accompagnare anche voi, gruppo folk Suidanu di Quartu Sant'Elena.
Sant'Elena, gruppo folk Sugliano. Proprio come a teatro, curano ogni aspetto, c'è poco da fare, attenti in tutti gli aspetti davvero della rappresentazione. Grazie davvero a Quarto Sant'Elena. Rimaniamo nell'area campidanese circostante Cagliari.